L'assessore regionale alle infrastrutture Maria Grazia Santoro ha incontrato oggi le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato e i delegati degli organismi di rappresentanza dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per affrontare e risolvere la tematica della libera circolazione delle forze dell'ordine sui convogli ferroviari. I messaggi che devono passare oggi, afferma la Santoro, sono due: aumentare la sicurezza all'interno dei convogli regionali non rappresenta un privilegio ma un valore aggiunto al prezioso lavoro che la Polizia Ferroviaria già svolge. Inoltre questo impegno va a vantaggio non solo dei cittadini ma anche di Trenitalia. L'appuntamento adesso è a fine mese per sottoscrivere il protocollo d'intesa tra la Regione e le forze dell'ordine e attivare per il 2014 le condizioni di trasporto agevolate che consentono la continuazione su basi differenti dei servizi aggiunti rispetto alla Polizia Ferroviaria.